Gli studenti della classe quarta AT, indirizzo ambiente e territorio dell'agrario di Bassano, hanno incontrato diverse realtà per un workshop, una giornata di studio rivolta al territorio. Nell'occasione sono partiti anche i membri delle Vaghe Stelle in Ascolto di Vicenza, in viaggio con il loro cammino dal Brenta al Piave, che durerà 5 giorni, con l'obiettivo di far conoscere il territorio e sensibilizzare la gente ai temi locali. Non è la prima volta che fanno la prima tappa all'Istituto Agrario. Presente anche Legambiente Veneto per la campagna Operazione Fiumi. 3 i principali obiettivi dell'incontro: monitoraggio delle sorgenti del Brenta lungo la vallata, delle risorgive di Bressanbido e della qualità ecologica del fiume in tutti i suoi aspetti. Presentata nel dettaglio anche l'ampia attività svolta a scuola, con i risultati del monitoraggio della qualità delle sorgenti, della qualità ecologica complessiva del Brenta, vegetazione, morfologia con la forma dei corsi d'acqua, insomma un check-up completo a scopo didattico, anche se i dati sono talmente completi da far diventare la materia e i giovani studenti braccio operativo di numerosi enti. Fra i dati emersi nella fotografia del fiume, positivi quelli dal punto di vista chimico: la composizione dell'acqua, nitrati, ammonio, fosfati; critica invece la situazione di alcune acque per sorgenti con contaminazione microbica, batteri, soprattutto durante il periodo estivo, a causa della pressione antropica nell'altopiano. L'intenzione a breve è quella di stampare una pubblicazione sui 3 anni di rilevamento delle acque del Brenta, raccolti pazientemente dagli studenti dell'indirizzo Ambiente e Territorio.